Sono cose che non possono essere tollerate, nel senso che io non posso più permettere che gli autisti o delle persone di MOM siano messe a repentaglio la loro incolumità per situazioni di questo tipo. È ferma la posizione del presidente MOM Colladone dopo la violenza lungo il Put al termine del derby allo stadio Tenni tra Treviso e Mestre, l'agguato al pullman dei tifosi veneziani, l'aggressione di questi ultimi l'autista, l'intervento della polizia che si è concluso con l'arresto di 2 trevigiani di 25 e 56 anni, già destinatari di un DASPO tuttora in atto. Una domenica pomeriggio che ha poco se non nulla a che fare con lo sport. Tutto inizia quando il mezzo MOM, con a bordo una settantina di tifosi ospiti, parte in direzione della stazione, arrivato all'altezza di Porta Santi 40, luogo solitamente non frequentato dai supporter trevigiani, l'attacco al pullman con lanci di bottiglie e altri oggetti che mandano in frantumi i finestrini. La devastazione che la luce del giorno mostra a testimoniare la violenza di quanto accaduto. A quel punto i tifosi veneziani vogliono scendere per rispondere alla provocazione, chiedono all'autista di fermarsi, ma lui, come previsto dai dispositivi di sicurezza, continua la sua corsa lungo il Put. È a quel punto che scoppia la violenza anche a bordo. Hanno cominciato a bastonarlo, l'hanno aggredito prima con pugni e poi anche con le aste delle bandiere. Il conducente, nonostante l'aggressione, arriva come previsto in stazione, dove i tifosi mestrini vengono fatti salire a bordo del treno. Il cinquantenne sarà poi costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. Varie contusioni alla faccia, ha avuto problemi anche a una microfrattura di una costola. Ha 30 giorni di prognosi. Un comportamento, quello dell'autista, che ha evitato conseguenze peggiori se le tifoserie fossero venute a contatto in una Treviso a quell'ora affollata da famiglie per le ultime compere natalizie. È stata una cosa sicuramente importante anche per le forze dell'ordine, per cui hanno dovuto gestire una cosa diversa. Un ringraziamento all'autista arrivato anche dal questore di Treviso. Un autista che ringrazio e che ritengo che abbia agito nell'interesse della collettività. Nel frattempo la pronta reazione del dispositivo di scorta della polizia evita il contatto tra le 2 tifoserie e ulteriori scontri, respingendo immediatamente il gruppo dei trevigiani. Un agente del reparto mobile di Padova sarà poi costretto a ricorrere alle cure per una contusione al polso. Sono ora in corso ulteriori indagini della Digos per l'individuazione di altri partecipanti. È un episodio intollerabile e noi saremo assolutamente duri su questa situazione, perché prenderemo i provvedimenti interdittivi che riteniamo doverosi da questo punto di vista. Dalla sua il presidente Colladone assicura che la vicenda non si chiude qui, ribadisce di volersi costituire parte civile per chiedere i danni sia per l'autista che per il mezzo danneggiato. Io non è che posso mettere a repentaglio ancora l'incolumità degli autisti di MOM, io sono il datore di lavoro, ho la responsabilità. Ma allora quando arriva la REIA cosa succede? Non lo so, ci sono le forze dell'ordine che sono più brave di me sull'ordine pubblico, io non sono capace di fare ordine pubblico, sono capace di fare trasporto pubblico. Lei dice che l'unica alternativa è mettere anche i poliziotti all'interno degli autobus. Oppure non permettere che i tifosi arrivino a Treviso.